tragedia della strada nella Marca, schianto tra un'auto e uno scooter a Pederobba, muore un 64enne di Asolo, gravissima la moglie che si trovava in sella con lui, traffico paralizzato. Muore a 15 anni, travolto da un'auto condotta da una giovane militare americana arrestata. Il dramma a Porcia nel Pordenonese la scorsa notte. Nella zona i lampioni erano stati spenti per risparmio energetico. Anziano grave in ospedale a Treviso, è stato investito da una macchina questa mattina lungo la Noalese all'altezza della chiesa di San Giuseppe. Ieri sera in 700 a Cordignano per la veglia il ricordo dei 4 giovanissimi morti nell'incidente di Godega, il ricordo di familiari e amici, l'appello ai ragazzi e dei sindaci e del vescovo: custodite la vostra vita. Caso criptovalute, in queste ore a Treviso la prima assemblea indetta dal Codacons con gli investitori che si sono sentiti raggirati dal sistema sul quale indaga anche la procura. La notte tra il 20 e il 21 agosto di 15 anni fa, il massacro di Gorgo al Monticano con la barbara uccisione di Lucia Comini e Guido Pellicciardi, ferita ancora aperta, dice il figlio Daniele. Elezioni, rush finale per le liste, Giuseppe Conte apre un'intesa di governo con il PD, poi la retromarcia nel pomeriggio e il ministro veneto D'Incà annuncia: non mi candido. Raffica di segnalazioni anche dalla Marca per una serie di punti luminosi avvistati nel cielo, nessun UFO, si tratta della costellazione di satelliti Starlink per l'accesso a internet satellitare globale. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso che si apre, lo avete sentito e visto dai titoli ancora una volta, purtroppo con la scia di sangue sulle strade della nostra provincia e che continua. Un 64enne di Asolo morto, la moglie gravissima, il tragico bilancio dell'ennesimo incidente mortale nella Marca, è successo a Pederobba nel pomeriggio. Un sorpasso fatale e poi lo schianto, le urla e i soccorsi. Una domenica che si trasforma in un altro dramma della strada, stavolta lungo la provinciale 26 in via Valcavasi a Pederobba, poco lontano dall'Asolo Golf Club. Da una parte c'è uno scooter che viaggia in direzione Possagno con in sella un 64enne di Asolo, Mario Bittante, con la moglie 58enne, Maria Cristina. Dall'altra, a senso di marcia inverso, una 23enne di Bassano del Grappa alla guida di una Mazda. Il momento fatale è poco dopo le 15:30, un impatto frontale che scaraventa la moto in un fosso. Il 64enne Bittante, istruttore dell'unità cinofila di soccorso dell'associazione La Marca, muore sul colpo. La moglie è in condizioni critiche. Quando, dopo l'allarme lanciato dai testimoni atterriti, i sanitari del SUEM giungono sul posto assieme ai carabinieri di Montebelluna e Pederobba e ai vigili del fuoco, riscontrano una gravissima ferita alla gamba, quasi amputata nello schianto. Tentano di fermare in ogni modo l'emorragia. La donna viene portata d'urgenza in ospedale in condizioni disperate. In nosocomio finisce anche la giovane conducente della vettura, illesa ma in stato di shock. Intanto lungo l'arteria stradale si formano lunghe code in entrambe le direzioni. I militari dell'Arma sono al lavoro per accertare con esattezza la dinamica del sinistro, nuovo capitolo di un dramma senza fine. E ai confini con la Marca trevigiana, a Porcia nel Pordenonese, è stata una notte tragica per un altro incidente. Un quindicenne questa volta ha perso la vita travolto da un'auto condotta da una ventenne soldatessa della base di Aviano. La ragazza è stata arrestata sul posto nella zona. I lampioni la scorsa notte erano spenti per risparmio energetico. La chiacchierata con i due amici sulla ciclabile in una notte di agosto resa più buia dallo spegnimento per risparmio energetico dei lampioni in zona. Poi improvvisamente i fari di un'auto che non dovrebbe trovarsi lì su quella pista ciclabile. Una vettura con alla guida una ventenne americana, militare in servizio alla base di Aviano, schizzata addosso ai 3 ragazzi come un proiettile per aver sbandato vistosamente dopo una rotatoria. Giovanni Zanier, 15 anni, di Pordenone, viene centrato in pieno e sbalzato di 10 metri mentre la sua bici resta lì, davanti agli amici illesi, sotto shock. La tragedia di Porcia si consuma in pochi istanti nel quartiere di Sant'Antonio alle 2:30 di notte. E a nulla purtroppo valgono i soccorsi dei sanitari per il povero quindicenne. Lei, la soldatessa ventenne fuori di sé, viene arrestata per omicidio stradale su disposizione della procura di Pordenone in base agli accertamenti dei carabinieri. La dinamica è in fase di ricostruzione per accertare anche quanto fosse grave lo stato di alterazione della ragazza, ma anche per capire se la mancanza di luce in quel tratto possa aver influito sulla dinamica. Assenza di illuminazione confermata dal sindaco di Porcia e decisa, spiega, dopo aver ponderato con attenzione ogni rischio. Mesi addietro, quando il tema era quello del forte aumento dei costi dell'energia, l'amministrazione dello Stato ha chiesto ai comuni di contenere la spesa. Noi siamo intervenuti attraverso la chiusura della luce pubblica per cercare di contenere nel corso dei mesi quella che sembrava essere
un forte dispendio energetico. Ovviamente lo abbiamo fatto, ci tengo a sottolinearlo, nel rispetto di tutte le norme, anche quelle del codice della strada. Quindi prima di farlo sono stati fatti degli approfondimenti. Una scelta comune a tanti altri sindaci in questo periodo, quella di spegnere l'illuminazione pubblica in alcune zone del territorio dopo le 2 di notte. Quest'anno, spiega Sartini, abbiamo stimato un aumento di spesa energetica di ben 415.000 euro. Se non avessi deciso per il risparmio sarebbe stato impossibile coprire quei costi. Primo cittadino che in ogni caso, pur in attesa della dinamica, si dice convinto che ben poco tale scelta abbia influito sul dramma. Perché non è in sé. Noi possiamo mettere tutte le luci che vogliamo, ma se chi è alla guida non rispetta le norme del codice o perde il controllo per un malore, non sono le luci che determinano un incidente. Tra l'altro prima di mettersi in rotonda ci sono i cordoli in cemento che cercano sempre di portare il traffico ad una velocità più bassa per approcciare la rotonda. Tutte le misure di sicurezza stradali possibili sono state fatte e ciò non toglie che gli incidenti accadono e questa notte è accaduto uno tragico. Resta in dolore per la vita di un 15enne spezzata per sempre, un dolore che accomuna Porcia ai vertici della base USA di Aviano. Il cordoglio mio personale dell'amministratore che rappresento è massimo nei confronti dei genitori del ragazzo che ha avuto questa triste disgrazia. Il comandante generale della base questa mattina mi ha comunicato con un messaggio anche il cordoglio suo personale per quanto è accaduto. Ancora la sicurezza della strada, o meglio l'insicurezza, e torniamo nella Marca. Un 85enne grave in ospedale dopo essere stato investito sulle strisce sulla Nualese stamattina. Investito da un'auto in sella alla sua bicicletta davanti alla chiesa di San Giuseppe, un pensionato di 85 anni di Treviso è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente lungo la Nualese poco dopo le 8:30 di questa mattina. Stando alla ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale intervenuti con 2 pattuglie, il ciclista stava procedendo in direzione aeroporto quando sulla stessa carreggiata è sopraggiunta l'Alfa Romeo condotta da un 70enne, anche lui residente in città. Per cause al vaglio l'auto ha travolto il ciclista sbalzandolo sull'asfalto. L'85enne è rimasto a terra privo di sensi mentre la macchina ha terminato la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica. Sono stati minuti di grande paura. Il ferito è stato preso in carico dal SUEM 118 e trasportato al Cafoncello. La prognosi per lui è riservata. Anche il conducente dell'auto ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. La polizia locale sta ricostruendo l'accaduto. Utili potrebbero essere a questo scopo le telecamere comunali di videosorveglianza al vaglio degli investigatori. Ieri sera a Cordignano 700 persone, la veglia in ricordo e preghiera per i 4 giovanissimi morti nella strage di Godega. Quattro fiammelle, i fiori bianchi e i volti per sempre giovani di Marco Darè, Giuliano Chellici, Daniele Ortolana e Daniele De Re, morti nel tragico incidente di domenica scorsa a Godega. In 700 a Cordignano, in un sabato sera di dolore e riflessione, alla veglia in parte laica, in parte religiosa, in ricordo dei 4 amici. L'ultimo funerale, quello di Daniele Ortolana, è stato celebrato da poche ore. Le famiglie sono qui per un altro straziante saluto. Dio solo sa come faccio a parlare di fronte a voi, dice Vera, mamma di Giuliano. È inutile dire che era pieno di sogni, pieno di vita. Pochi giorni fa, prima che lui morisse, viene il discorso fuori della cittadinanza. Io gli chiesi: tesoro, tu che cittadino sei? Mamma, sono un cittadino del mondo. Adesso vorrei dire al mio campione di essere un cittadino dell'universo. Anche i suoi amici angeli, di guardare da lassù. Grazie. La giovanissima Chiara saluta Marco Darè. Verseremo tante lacrime e sicuramente passeremo giorni difficili. È inutile far finta di niente. Poi ci guarderemo indietro, ti penseremo e ci ricorderemo di tutti i
i bei momenti che abbiamo passato insieme. Ci consola sapere che non sei partito da solo e che papà ti sarà vicino. Un compagno della quinta C del Flaminio, poi la Nottoli Nuoto, si rivolgono a Daniele Ortolan. Per tutti quanti adesso è sicuramente il momento più difficile. Per noi amici che dobbiamo dimostrarci pronti di fronte a quello che è successo, ma anche e soprattutto per te, che dopo una vita passata a nuotare devi abbandonare le tue acque ed imparare a volare. Continueremo a pensarti come il nostro primo tifoso e tra una bracciata e l'altra sentiremo sempre l'eco del battito del tuo cuore. Ciao Orto, la tua famiglia, Nottoli Nuoto. Dal nuoto al ciclismo con il saluto del Team Bosco a Daniele De Re. Sarà sicuramente un esempio che terremo presente vivo ai ragazzi che faranno parte del nostro gruppo. Prendono la parola i sindaci di Nossa Latina, di Caneva, cita Papa Francesco e ammonisce. Se siamo una comunità matura, e sono certo che lo siamo, smettiamo di disputare sentenze e giudizi, come ho sentito nelle piazze e nei bar e visto sui social. Perché la mamma, il papà, le sorelle, i fratelli di Daniele Darè, di Daniele Ortolan, di Giuliano Felice e di Marco Darè non hanno assolutamente bisogno dei nostri giudizi e delle nostre sentenze, ma della nostra vicinanza, del nostro conforto, del nostro sostegno, della nostra comunità e l'aiuto di tutti. Se ci sono delle responsabilità sarà la magistratura a stabilirlo, responsabilità del mondo degli adulti, delle istituzioni, è invece quello di convincere i ragazzi ad avere cura di sé e il vescovo Pizziolo prende spunto dalla serata. Guardate quanta sofferenza, quanto bene vi vogliono i vostri genitori, i vostri amici. Di fronte a un bene così, come posso non custodire la mia vita? Da oggi in poi, da adesso, quando si è in strada, dobbiamo sentirci ed essere più responsabili della propria sicurezza e dell'altrui incolumità. Non possiamo più piangere drammi e subito dopo dimenticarsi di essi. Questo deve essere il nostro modo di onorare e ricordare questi sfortunati ragazzi. Daniele, Giuliano, Marco e Daniele, riposate in pace. I 4 giovani morti a Godega, ma poi anche il 22enne di Sant'Andrea di Barbarana, lo abbiamo raccontato ieri, che ha perso la vita l'altra notte nell'incidente tra San Biagio e Zenzon, su cui ancora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per capire di chi siano le responsabilità. Una vittima della strada dopo l'altra, l'abbiamo raccontato anche in questo telegiornale, una scia inarrestabile. Ieri sera a Cordignano c'era anche il presidente della provincia Stefano Marcon, sentiamo alcune sue parole. È un'escalation che ci interroga, che ci chiama a dare tutto ciò che possiamo fare come amministratori e ce la stiamo mettendo tutta. C'è bisogno di un lavoro di squadra, di tutti, delle comunità, delle famiglie, delle associazioni, dei ragazzi stessi. Devono sicuramente pensare che la strada, il mezzo, l'auto, il mezzo con il quale si percorrono le strade, se non condotto come deve essere condotto, può rivelarsi una trappola mortale. A proposito di sicurezza, auto sotto sequestro e patente ritirata, un automobilista di 58 anni della Castellana che nella notte è stato fermato dai carabinieri per un normale controllo stradale in via Trento e Trieste a Vedelago. Alla guida della sua Volkswagen Polo il conducente è stato invitato a sottoporsi all'alcol test, l'uomo si era però rifiutato più volte di soffiare nell'etilometro. Ai militari non è rimasto altro che procedere alla denuncia a piede libero, al sequestro dell'auto e al ritiro della patente. Lasciamo questa ampia pagina dedicata alla sicurezza stradale, purtroppo ai drammi sulle strade. Andiamo a Treviso perché si è da poco conclusa all'Hotel Continental, appunto, di Treviso, in centro città, la prima assemblea indetta dal Codacons. Parliamo del caso delle criptovalute, quegli investitori, risparmiatori che si sentono raggirati da un sistema sul quale indaga anche la Procura. Allora, in collegamento ha seguito per noi questo incontro, questo vertice, la nostra Lina Paronetto insieme a Lucio Zanato. Vedo in diretta Lina, buongiorno, buonasera. Anzi Lina, come è andata questa assemblea, questa prima assemblea?
Buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori. Siamo in compagnia dell'avvocato Bruno Barbieri, che è il vicepresidente nazionale di Codacons. Grazie per la disponibilità. Come hai detto bene, si è conclusa da pochissimo questa prima riunione, prima riunione informativa anche, no? Per gli investitori. Erano circa una ventina e hanno naturalmente fatto delle domande, insomma, per cercare di capire se ci siano i modi, gli estremi per tornare indietro dei capitali naturalmente che hanno investito, riavere i capitali che hanno investito che al momento sono stati congelati. Parliamo del caso principalmente relativo alla New Financial Technology di Silea, questa società, diciamo Silea, ma Silea, vicepresidente, non c'è praticamente nulla, avvocato, ecco, che è rappresentata anche da due trevigiani, per cui c'è anche chi si è fidato in questo senso e soprattutto con una buona squadra di broker sul territorio. Voi avete voluto indire, avvocato, questa riunione, questa assemblea, mettendovi a disposizione per cercare di presentare delle documentazioni mirate alla Procura e alla Guardia di Finanza che stanno indagando, altrimenti lei diceva prima non si va da nessuna parte. Sì, già oggi con una ventina di presenti, poco più, abbiamo compreso che le modalità di investimento erano diverse, non tutti gli investitori hanno utilizzato il medesimo schema, quindi per poter dare delle indicazioni precise alla Procura è opportuno che ciascuno di loro ci faccia una sorta di sunto di come è andata la vicenda e che recuperi tramite le istanze che noi diamo gratuitamente la documentazione da allegare poi a questi racconti che poi verranno coinvolti poi a una denuncia a querela vera e propria. Per oggi noi, e anche nei prossimi giorni, anche l'assemblea che faremo a Pordenone all'inizio di settembre, continueremo a dare gratuitamente la nomina di persona offesa, le istanze per recuperare i documenti e tutte le risposte che gli investitori vorrebbero avere per capire un attimo come si può rientrare di queste somme. Voi domani, tra l'altro, avrete un confronto direttamente con gli inquirenti. Sì, noi siamo stati convocati dalla Guardia di Finanza qua a Treviso, evidentemente ci reputano affidabile come associazione e immagino vorranno indicarci quali sono le cose più utili per loro per condurre le indagini, in modo da poter noi a nostra volta girare queste istanze ai nostri assistiti in modo da rendere le indagini più utili nel tempo breve, perché sappiamo che i primi tempi delle indagini sono quelli più importanti. Il nostro territorio ha vissuto i crack delle banche popolari, qui siamo di fronte a tutt'altro e a tutt'altre figure di risparmiatori, chiamiamoli così. Qui ci sono persone che naturalmente hanno investito con un altissimo rischio. Sì, noi gliel'abbiamo detto oggi, è chiaro che abbiamo detto vi diamo il massimo della tutela, però sappiate che avete fatto un investimento evidentemente rischioso, speculativo e che è stato fatto oltretutto da persone, da società che apparentemente non avrebbero potuto e dovuto fare quel tipo di investimento e che negli ultimi tempi addirittura si sono appoggiati ad altra società in un altro Stato d'Europa e quindi evidentemente avevano già in mente, o probabile che avessero in mente, di porre poi in essere quello che hanno fatto nelle ultime settimane. Che idea si è fatto pur da questo spaccato relativo, insomma parliamo di una ventina di persone, ci sono grossi investitori o anche gente comune che magari non si è resa conto? Ma di solito chi fa questo tipo di investimento sono persone che hanno una certa disponibilità, magari non apparentemente non la mostrano, ma normalmente hanno la possibilità di investire in maniera un po' rischiosa i propri risparmi. Ovviamente noi, garantendo la tutela e la privacy di tutti, daremo il massimo della nostra disponibilità e immagino che anche gli inquirenti preferiscono avere pochi punti di riferimento da cui partono delle relazioni su un gran numero di danneggiati piuttosto che avere 3.000 denunce che partono da 3.000 studi legali diversi, insomma anche per una questione di tempo dover leggere 3.000 denunce piuttosto che poche magari mirate relazioni e denunce che raccolgono quello che viene detto dai vari truffati, insomma. Ecco, un'ultima cosa, qui potremmo avere una platea tra Pordenone, Venezia, Treviso di addirittura 6.000 persone, 6.000 presunti in questo momento truffati, ipotetici truffati. Secondo la sua esperienza, avvocato, che speranza c'è di rientrare dei capitali? Ma all'inizio ovviamente tutti sono poco propensi a sperare di rientrare dei capitali. In realtà in altre vicende che noi abbiamo seguito, dove Monte dei Paschi piuttosto che Carife e altre vicende che hanno coinvolto centinaia di azionisti,
noi li abbiamo tutelati e molto spesso sono riusciti a recuperare in tutto e in parte le somme che loro hanno perso. Quindi, senza voler fare promesse, noi abbiamo una struttura sparsa in tutta Italia in grado di assorbire centinaia di migliaia di posizioni, e poi il compito più gravoso è in carico agli inquirenti. Noi dobbiamo solo collaborare con loro e sperare che loro siano bravi. Sicuramente saranno bravi, poi ovviamente in tutte le categorie, come tra gli avvocati, anche tra gli inquirenti, sono quelli più efficienti e quelli meno efficienti. Confidiamo che quelli che stanno seguendo questa vicenda abbiano tutte le competenze necessarie, anzi ne siamo certi, e collaboreremo con la Guardia di Finanza per il meglio possibile, in modo da raggiungere i risultati desiderati da tutti. Grazie all'avvocato Bruno Barbieri, dunque vicepresidente del Codacons nazionale. Se non hai domande da studio, Nicola, noi restituiremo la linea. Grazie a Lina Paronetto, grazie al tuo ospite, grazie anche a Lucio Zanato. E intanto c'è il continua il problema per tante aziende delle bollette raddoppiate, anche triplicate, e l'allarme del presidente di Unioncamere Mario Pozza è chiaro: sarà un autunno durissimo per le aziende. Ho qui alcune bollette di alcune aziende. Ad esempio, un'azienda del settore plastica nel maggio dell'anno scorso pagava 15.358 euro. Quest'anno, stesso mese, 24.316, quindi una bolletta di 14.300 euro in più, che non è cosa di poco conto, Non è cosa di poco conto. Sarà un autunno difficile per tutte le aziende, per tutte le famiglie, dalle grandi alle piccole imprese. Il costo dell'energia e del gas metterà in crisi il sistema produttivo. Nella lavorazione del legno, sul gas, da 1.151 euro a 4.600 euro, quindi 3.500 euro in più circa. Un'altra azienda piccolina, un'impresa artigiana, una carrozzeria per l'esattezza, energia da 550 euro a 850 euro, sono 350 euro in più al mese. Questa situazione ci preoccupa, sarà un futuro, dice Pozza, pieno d'ombre e nubi che andranno a gravare sui bilanci e sulla produttività. Al nuovo governo chiederà di mettere mano immediatamente a questa situazione, perché a lungo le aziende non potranno durare. Come potranno far fronte a questi aumenti? È difficile anche spalmarli nella produzione, nel senso che come fai a rientrare? Cioè, o porti degli aumenti molto alti e quindi rischi di andare fuori il mercato, oppure lavori in perdita. Lavorare in perdita, quanto puoi lavorare in perdita? Puoi lavorare in perdita per un mese, forse 2, 3, ma poi se non ci sono alternative rischi di chiudere. Ci vuole un provvedimento. E qui ci vuole effettivamente un provvedimento che dia una mano, come sta facendo adesso anche la Germania. Ho visto che abbassa l'IVA nonostante la Comunità Europea dica di no, ma perché? Perché il sistema produttivo è a rischio. E guardate, la Germania, che è il nostro mercato più grande su tutti gli aspetti, guardate, la Germania dal punto di vista turistico, dal punto di vista del manifatturiero, è il nostro primo cliente, tra virgolette. Se rallenta la macchina tedesca, noi saremo veramente nei casini. Scusatemi questo termine, ma è giusto per farvi capire quanta preoccupazione c'è. Allora le imprese guardano al futuro governo. Intanto anche oggi è stata una giornata di fibrillazione dal punto di vista politico. C'è il rush finale per le liste, per chiudere le liste ormai davvero 24 ore. L'attenzione è stata capitalizzata nella giornata di oggi dalle parole di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, a Lucia Annunziata a mezz'ora in più, quando ha detto: mi auguro di governare da solo, ma questo dipende dai cittadini. Realizzare un monocolore diventa un po' improbabile, quindi la prospettiva domani di dover lavorare con altre forze politiche a partire dal PD ci può stare, ma le delusioni maturate ci rendono ancora più prudenti ed esigenti, e direi intransigenti. Insomma, è sembrata a lungo nella giornata un'apertura del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al Partito Democratico, salvo poi arrivare una retromarcia, diciamo, via Twitter dallo stesso Conte, che dice: sono stato travisato sul Partito Democratico nella situazione attuale, mai al tavolo con loro. Quindi una precisazione, se volete, o una retromarcia rispetto alle parole di questa mattina. Quindi giornata frenetica ancora una volta, e l'avete visto prima sul fronte degli ex Movimento 5 Stelle il ministro Federico D'Incà, che ha annunciato in un post su Facebook che non si candiderà alle prossime elezioni. Ha scritto: benché si sia aperta una discussione con il Partito Democratico nata dopo la caduta del governo Draghi e il mio addio al Movimento 5 Stelle, non sarò candidato alle prossime elezioni del 25 settembre
settembre, una scelta ponderata e necessaria, ha detto l'attuale ministro Federico D'Inca Bellunese, che quindi non ci sarà nella corsa alle elezioni, che vede, come abbiamo raccontato anche in questi giorni, i malumori dei territori, malumori trasversali per i nomi paracadutati dall'alto. Sapete anche il futuro addio, il prossimo addio ad esempio di un esponente importante di Forza Italia come Dario Bond, che dice, insomma, si dice deluso dalle ultime scelte del suo partito, e non solo sul fronte della caduta del governo. C'è il caso Bernini ad esempio in Veneto, il nome di Anna Maria Bernini appunto che viene paracadutato, diciamolo così, in Veneto. Insomma, una situazione di malumore trasversale che continueremo a raccontarvi anche nei prossimi giorni, e lo faremo anche attraverso il dibattito di Ring. Domani sera torna il talk show dalle 21:15 condotto da Ferdinando Avarino, e come sapete, l'abbiamo raccontato in questi giorni, raddoppia il martedì necessario, insomma, in questa campagna elettorale davvero frenetica, poter raccontare con maggiore profondità quello che accade nei partiti e nelle coalizioni. E quindi da domani dalle 21:15 torna Ring, e poi l'appuntamento è anche al martedì, ogni lunedì e martedì, gli ospiti di studio, i collegamenti, il dibattito, i sondaggi anche, che torneremo a lanciare nel corso dei nostri telegiornali. Lasciamo la politica e adesso andiamo a Gorgo al Monticano, dove un'ora fa circa c'è stata la messa in ricordo dei coniugi Pellicciardi. Sono passati ormai 15 anni dal massacro di Gorgo al Monticano. 15 anni e siamo di nuovo sempre con gli stessi problemi, sempre con le stesse paure. È un po' difficile vivere questo. La cronaca per Daniele Pellicciardi non è che una conferma di quanto lui stesso ribadisce anno dopo anno, sono 15 ormai, da quel 21 agosto 2007. La violenza e la paura che si materializzano improvvisamente all'interno della propria abitazione sono un macabro ritornello che non smette mai di risuonare a nord-est. Quello della coppia di anziani padovani sequestrati nella loro villetta e brutalmente picchiati è solo l'ultimo esempio. Io auguro ai due signori anziani che gli è andata bene, ha potuto raccontarlo. Questo è la loro fortuna. La sfortuna è che si sono trovati appunto davanti a queste 4 persone, però comunque sono riusciti a sopravvivere, quello che non hanno potuto fare i miei genitori. Guido e Lucia, i simboli dell'evento che ha cambiato per sempre la percezione della sicurezza a nord-est. C'è un prima e un dopo Gorgo da quel 21 agosto di 15 anni fa. Prima di tutto per lui, Daniele, il figlio che quella notte li trovò per primi nella dépendance di Villa Durante, custodi da appena 5 mesi e massacrati dalle belve in cerca dei codici di una cassaforte che i poveri coniugi non potevano conoscere. I miei genitori li penso tutti i giorni, sono sempre qua e niente, gli anni passano, però insomma la ferita sì, si chiude, ma mai del tutto. Eppure Daniele non ha mai voluto andarsene da Gorgo, nemmeno sapendo che passando davanti a quella villa ogni ricordo sarebbe sempre riaffiorato. Abbiamo voluto, io e la mia famiglia abbiamo voluto venire a abitare a Gorgo appunto per essere più vicini, sia fisicamente che con il pensiero a Guido e Lucia. Anzi, noi abitiamo vicinissimi al cimitero, io e la mia famiglia ci andiamo spesso, io vado tutti i giorni quando posso, insomma, e li sento vicini. Anzi, per me Gorgo è il paese che sento vicino, insomma, che sento mio. Tanto da confermare che nel 2024 vorrebbe poter correre da sindaco nella sua Gorgo. C'è questa idea che vediamo, insomma, lasciamo passare questi 2 anni, nel frattempo cerchiamo di costruire qualcosa e non si sa mai, insomma. 2 anni sono lunghi e sono anche corti, dipende. Per cui nel frattempo verranno avanti le idee e si potranno realizzare, vediamo. E proprio da sindaco potrebbe veder realizzato uno dei desideri sempre espressi, trasformare la Villa dell'Orrore in un luogo che possa servire alla comunità. I proprietari faranno quello che vogliono della casa. C'è questo desiderio che comunque a casa diventi qualcosa di utile per altre persone, questo sicuramente.
Tanto sul fronte della cronaca, i carabinieri del radiomobile di Castelfranco stanno indagando sulla violenta aggressione subita alle 3:40 della scorsa notte da un 19enne di origini romene. Il ragazzo si trovava in un locale di via Biagi a Loria quando per futili motivi è stato violentemente picchiato da un giovane sconosciuto che gli ha sferrato un pugno in pieno volto facendolo cadere a terra. Il 19enne ha riportato un trauma cranico facciale ed è stato trasportato all'ospedale di Bassano del Grappa. La prognosi è tuttora in attesa di definizione, ma il giovane non risulta in pericolo di vita. I militari dell'arma stanno cercando di risalire all'aggressore e di ricostruire nei dettagli l'accaduto. Lasciamo per un attimo la provincia di Treviso, andiamo a Padova con il nuovo blitz degli attivisti ambientalisti di ultima generazione che stamane in 3 sono entrati nella cappella degli Scrovegni a Padova, incatenandosi alle balaustre che delimitano il percorso dei visitatori al ciclo di affreschi di Giotto. A quel punto uno di loro ha letto ad alta voce i messaggi di protesta del movimento contro lo spreco di acqua e di energia. Poco dopo è arrivata la polizia, come vedete nelle immagini, che ha cercato dapprima di convincere gli attivisti a interrompere la protesta e poi, visto il rifiuto, ha fatto tagliare con delle cesoie le catene e ha portato via i manifestanti poi denunciati. Erano entrati alle 10:20 confusi con i turisti con un normale biglietto e poi appunto hanno inscenato la loro protesta dicendo non c'è niente di più importante in questo momento storico se non agire per salvarsi la pelle. Quando manca il cibo, manca l'acqua, le persone diventano violente, la disobbedienza civile è l'unico modo per farsi sentire. I 3 trentenni italiani sono stati denunciati e dovranno rispondere dell'ipotesi di reato di interruzione di ufficio o pubblico servizio e anche per non aver preavvisato la questura della manifestazione posta in essere. Nessun danno è stato provocato al sito museale, come accertato da un accurato controllo svolto al termine dell'azione. A proposito di ambiente, torniamo a Treviso. Posizionate a Treviso lungo la Restera una serie di cartelli per sensibilizzare le persone al rispetto degli animali e appunto dell'ambiente. Pane e derivati? No grazie, così si legge in uno dei nuovi cartelli posizionati lungo la Restera, un'iniziativa nata dalla collaborazione con Rocking Motion e progetto Riccio Europeo, che vuole aiutare a conoscere, amare e proteggere la natura in cui è immerso il percorso ciclopedonale. 3 i temi principali: alimentazione, nidificazione e tranquillità. I cartelli invitano i passanti e i frequentatori dell'area a non dar da mangiare agli animali che popolano la zona, a cercare di rispettare lo spazio che occupano per costruire i loro nidi e a mantenere quanto possibile la tranquillità per non disturbarli in periodo d'amore. Ma sull'utilità di questi cartelli i cittadini hanno pareri diversi. Beh, senz'altro è sempre utile informazione. Forse non tantissimo, però potrebbe essere che non sono sensibile io, quindi forse anche i cartelli un po' si perdono, questi colori che si accompagnano con l'ambiente, però in realtà non attirano molto l'attenzione, ecco. Molto utile. Magari sensibilizza un po' di più. Speriamo la sensibilità della gente, sì, che spesso si dimentica del luogo dov'è. Sicuramente resta un'iniziativa importante per preservare un territorio fragile e prezioso come è il percorso naturalistico della Restera. E chiudiamo con le tante segnalazioni in tutto il nord-est, ma arrivate anche a Treviso, di un oggetto volante non identificato, meglio di alcuni oggetti volanti non identificati nella serata di ieri nel cielo notturno. Queste luci allineate in orbita, una quota non troppo elevata che hanno appunto fatto scattare un po' il panico e molte telefonate. Nessuna invasione aliena, nessun UFO, il mistero è stato svelato abbastanza presto perché le luci appartengono a Starlink, una costellazione di satelliti per l'accesso a internet satellitare globale, un progetto che appartiene all'americana SpaceX che fa capo al miliardario Elon Musk. La costellazione, una volta completata, sarà costituita da migliaia di satelliti miniaturizzati che voleranno in orbita terrestre bassa. In Italia il progetto è iniziato nel settembre del 2021. Dunque satelliti per l'accesso a internet satellitare globale, non oggetti volanti non identificati. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al meteo, previsioni per lunedì 22 agosto.
Sul Veneto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo modesti accumuli sulle zone montane durante le ore centrali. Piogge generalmente assenti. Temperature stabili. Minime comprese tra i 16 e i 21 gradi, massime tra i 28 e i 32 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia tempo in prevalenza sereno con qualche possibilità di velature di passaggio nelle ore più calde della giornata. Le temperature minime oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi, massime stazionarie sui 30 gradi. Sul Trentino Alto Adige prevarrà il sole. È previsto clima caldo con assenza di precipitazioni. Temperature minime comprese tra i 15 e i 17 gradi, massime sui 30-31 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.